Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera con un'immagine ci viene da dire la storia telefona, il centrodestra c'è. Diciamo questo perché ovviamente, come è in apertura su tutti i siti direi di tutto il mondo, si è appena conclusa la telefonata odierna tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Ovviamente siamo a un bilancio iperinterlocutorio. Quello che è certo è che la durata è stata ragguardevole, c'è chi dice 2 ore, chi dice 3 ore, comunque insomma è stata molto più di una telefonata di rito, è stata una telefonata in medias res, cioè già al tavolo del negoziato, che era il primo risultato acquisito da Trump. L'inviato di Putin ha detto che da oggi si è molto sbilanciato, perché quasi subito ha detto: da oggi il mondo, grazie al presidente Putin e al presidente Trump, è un posto più sicuro, quindi difficile che questa telefonata abbia avuto un esito negativo. Tant'è che anche la Casa Bianca ha detto è andata molto bene e emetterà a brevissimo un comunicato su cui eventualmente vi potrà aggiornare il nostro Antonino Danna durante Zoom. Qual è il punto però? Perché scomodiamo poi le cose di casa nostra, che non sono tanto piccole, già solo perché ci riguardano? Beh, perché rispetto a questo, diciamo al fatto che oggi sia in pieno schema trampiano, cioè nel tentativo negoziale di chiudere la guerra in Ucraina, che pare anche andato bene, rispetto a questo schema e spirito del tempo, ci sono molti anche importanti governi europei che sono totalmente disallineati da questo schema. A partire ovviamente dal Bonaparte inverosimile Macron, che sta tentando di parlare come leader militare del continente senza nessuna legittimazione in proposito, sta tentando di fare diciamo il puparo di Zelensky e di trascinare lo schema precedente di contrapposizione militare. Il governo tedesco, come abbiamo detto anche stamattina, sta con degli accorgimenti anche abbastanza irrituali rispetto alla prassi democratica tedesca, mirando a un riarmo della Germania, che non è mai una buonissima notizia per chi abbia orecchiato un po' di storia del Novecento. Molti importanti governi europei si concentrano solo su una retorica diciamo avversa all'America di Trump. Ebbene, in questo disallineamento totale del vecchio continente rispetto all'iniziativa americana, oggi la Premier comunicava in aula la posizione del governo italiano per l'imminente Consiglio europeo, e dobbiamo dire che notizia numero 1, il governo italiano è inserito nello spirito del tempo, nello schema trampiano, in questo tentativo americano. Notizia numero 2, quella fantomatica divisione lacerante del centrodestra che pronosticavano tutti gli analistoni e gli espertoni, ovviamente non esiste. I punti chiave solo, perché è stato ovviamente un discorso di ampio respiro quello della Premier, anzitutto parlando del fantomatico piano Rearm Europe, di cui contesta già alla radice la denominazione. Ha detto la Premier che non si tratta banalmente di acquistare armamenti, intanto perché non si tratta di acquistarli da paesi stranieri, quanto semmai di produrli. Cioè, dice la Presidente del Consiglio, la cosa politicamente lucida è mirare ovviamente a irrobustire la difesa degli stati nazionali, producendo anche internamente non solo armamenti, ha poi detto, ma tecnologia, con un occhio alla cybersicurezza, le nuove frontiere della sicurezza globale, producendo materiali, tecnologia al proprio interno. E da questo punto di vista l'Italia, come ha fatto notare da giorni il ministro Salvini, ha delle aziende che sono delle eccellenze. Quindi questo è il primo punto chiave. Il secondo punto chiave è che Meloni ha rivendicato il sostegno al popolo ucraino, mai venuto meno da parte di nessun partito del governo, perché tutti hanno sempre e giustamente votato gli aiuti all'Ucraina, dicendo è lo stallo sul campo che oggi può portare ai negoziati della pace.
Dunque salutiamo positivamente questa fase, la fase nuova su cui il governo italiano, volenti o nolenti, c'è, e sosteniamo lo sforzo avviato dal presidente Trump. Più chiaro, nessun leader del governo europeo sono stati così chiari. Non solo, ma è ingenuo e in alcuna misura folle pensare che l'Europa possa fare da sola. Cioè Meloni e il nostro governo dicono l'Occidente esiste se rimane unito e se la sponda europea dell'Atlantico non va in rotta di collisione con la sponda americana. Sembra una banalità, invece è pressoché l'unico governo europeo importante che lo dice, il nostro, e oggi, nel giorno della telefonata, è doppiamente una notizia. Ha poi detto che l'ipotesi di inviare soldati in Ucraina non è mai stata all'ordine del giorno, perché appunto fa parte del vecchio schema dal suo punto di vista, quello in cui sono intrappolati Macron, anche il premier inglese Starmer, e quindi lei non l'ha mai valutato, e anche da questo punto di vista quindi la consonanza coi partiti, Lega in primis, è oggettiva. E ha anche detto che in ogni caso qualunque forma prenda il piano nazionale, non europeo, di difesa non intaccherà i fondi di coesione, anche in questo caso posizione stracondivisa da tutti i partiti, Lega in primis. Quindi non solo non c'è come dire la liquefazione del centrodestra che pronosticavano, confondendo i propri auspici con la realtà, i dotti, ma c'è una notizia oggettivamente positiva. Noi che spesso sottolineiamo anche le criticità e le lacune del governo da un'ottica chiaramente culturalmente di centrodestra, oggi diciamo che il governo italiano, il centrodestra italiano, nella sua interezza, in tutti gli elementi che lo compongono, si dimostra all'altezza di quella telefonata, all'altezza della storia che si fa in diretta. Grazie a tutti e a domattina. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato Liberamente.